E sono qua di nuovo con un nuovo video, un nuovo vlog. Capelli, ma io ci ho messo la molletta, ma io non capisco perché. Io lo dico sempre, questi capelli sono troppo lisci e non stanno neanche con le mollette, anche gli elastici scivolano e poi iniziano a annodarsi qua dietro, iniziano a essere troppo lunghi e effettivamente sono lunghi, considerando che li avevo tagliati tipo qua. Vabbè, adesso provo a rimettere la molletta, vediamo se ha intenzione di stare. Stamattina la giornata al lavoro era partita molto bene, fino a una certa, ero tranquilla, mi stavo facendo i miei conti, le mie cose, tranquilla, beata. Da una certa ora in poi, nervosismo proprio a livelli altissimi. Non posso dire niente, però nervosismo. Niente, adesso. Allora, il cielo sta iniziando ad essere un po' velato, c'è vento. Apro con voi la HelloFresh che mi è arrivata oggi. Cioè, questa volta hanno messo tutte le ricette sotto tutti i sacchetti degli ingredienti. Vabbè, allora, sono 4 ricette e questa pesa. E un'altra, 4, tutto sotto. Spero non ci sia niente con la muffa, che sennò stavolta mi arrabbio veramente. Allora, qua c'è uno sconto su Evitas, non so che cosa sia, devo andare a vedere. Allora, questa volta ho scelto salmone marinato con miele e soia, che è quello che avevo già comprato una volta e l'ho ripreso perché questo qua mi era piaciuto, quindi l'ho ricomprato. Poi i nuggets fritti non fritti con tris di salse, che sono questi. Poi ravioli liguri di borragine su crema di spinaci e basilico, ecco. E poi pollo speziato in salsa teriyaki. E anche questo è interessante, dai. Come vi ho già detto negli altri video, la roba da frigo arriva tutta in questa busta, di carta. Ecco, di carta. Quindi si può buttare nella carta. E c'è anche questa etichetta che lo conferma. Nel caso facessero storie con la raccolta delle immondizie. Questa è di carta, anche perché se basta fare così è tutta carta, cioè si spezza. Qui abbiamo, allora, spinaci. Qua ci sono i ravioli alla borragine di albenga, lavorata fresca in giornata, ricotta fresca. Oh, guardate che ce n'hanno di ripieno, cioè ne hanno di ripieno, sono belli cicciotti questi ravioli. Questi sono comunque italiani, anche questi. Una cosa importante di questa box è che i prodotti sono italiani, cioè cercano di privilegiare tutti i prodotti italiani. Poi la pancetta dolce, qui c'è anche questo qua è buono, è formaggio duro vegetariano e grattugiato, è buono. Qui ci deve essere un pollo è sempre della Fileni, sempre di marca. Questo scade il 18, il 18 sarà lunedì, ma sarà da fare un po' prima. Poi qui c'è il salmone, guardate che pezzettone di salmone! Questo anche scade il 18. È grandissimo stavolta. E qua ce n'è un altro, ma ho 2 ricette col salmone. Allora, una col pollo. Questa non ha niente, questa ha i cosi. Ah, forse ho scelto una porzione in più di salmone. Ecco, mi pare di aver scelto, pagando un tot in più, di prenderne 2. Anche questa è il 18 di scadenza. Sì, ok. C'è un'altra confezione di pollo. Qui c'è il solito ghiaccio, come vi dico sempre. Ecco, questa è la box. Vi ricordo che è un servizio in abbonamento, io non vengo pagata da HelloFresh, non mi mandano la box gratis, è una cosa che vi faccio vedere io perché mi sto trovando bene, ma non perché io stia pubblicizzando loro per qualche motivo in particolare. No, è solo perché mi piace il servizio e voglio condividerlo, basta. Se vi va, io ho anche delle box in regalo. Comunque, oggi ho preparato una ricettina di quelle della HelloFresh, della box che vi ho fatto vedere ieri. Ho preparato il pollo speziato in salsa teriyaki e secondo me è molto buono.
Adesso impiatto e poi vado di fuori a mangiare. Questo è il pollo. In realtà la ricetta non prevedeva di mettere il cappuccio insieme al pollo, ma io ho fatto lo stesso in modo da fare tutto questo bel ben di Dio, insomma. Poi lì invece c'è il riso e niente. Quindi riso e pollo con la salsa teriyaki e il cavolo cappuccio. Cappuccio o cappuccio? Non mi ricordo più come si dice. L'unica cosa che non metterò io sarà il sesamo, perché vedete i semi di sesamo io non li tollero tanto, quindi non li metterò. Comunque il piatto è questo. No, sta succedendo qualcosa. Ok, niente di che, niente di che, stanno parlando di cose varie ed eventuali. Franz è un vicino di casa. Uno dei tanti, ma forse è ancora quello meglio, perché guarda, c'è uno che va a dire in giro che Franz è un attaccabrighe. Mamma mia, ma fatti una vita, ma veramente non hai nient'altro da fare. Cioè noi stiamo qui nel nostro, non disturbiamo nessuno, non abbiamo a che fare con nessuno per non aver storie e devono inventare le storie. Mamma mia, cioè, la gente è veramente messa male, ma dopo il Covid è peggiorato tutto e questa persona deve stare un po' attenta a parlare così, perché vabbè, noi la prendiamo sul ridere, però finché gli va bene, buon per lui, insomma. Niente, preparo il piatto. Però prendo un piatto fondo, 2 piatti fondi. Forchetta e me ne vado a mangiare. Pepe, senti? Pollo. Ecco. Pepe ogni volta che c'è qualcuno giù. Pepe? Chi è? Pepe? Ciao. Alla fine ho fatto un mischiotto e mi piace tantissimo così. Proprio buono. Alla gallina libera. Come si fa? Adesso vi faccio vedere io. La gallina. Ta 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 ta. Pepe. Ciao. Giusto 2 o 3 legne. Quest'anno ci siamo presi d'anticipo e ha iniziato a fare legna già adesso. Ha già comprata e già iniziato a tagliarla, perché di solito ci mettiamo a fare questo lavoro sempre in ottobre. Quest'anno probabilmente saremo liberi tutto l'autunno e le domeniche belle non le dovremo passare a fare legna, ma potremo andare in giro. Se tutto andrà bene con sto mondo, perché qua non si sa. Simon! Simon! Gnar! Simon! Simon! Leonessa! Piccola Simon! Ruffiana! Sei ruffiana? Sì. Sei proprio ruffiana, Simon. Ecco, pulitissima adesso. Celestino! Celestino! Dove vai? 2 unghie. Bravo Celestino. Piccola Simon. Piccola Simon. Leonessa, ciao. Bella gnocca. Che bella gnocca che sei. C'è il naso rosa rosissimo. Perché c'è anche Simon. Piccola Simon. Leonessa. Cosciottina di pollo.
Max, gatto con gli Steve. Celestino! Ciao Celestino! Dove vai? Simon, vieni! Piccola Simon, vieni! Vieni! Andiamo! Buongiorno! Wally! Che ciccetta che vedo qua! Piccolo Wally! Oh, ti ho girato l'orecchio. Oh, Alfa! Scendi qua che ciccia! Ruffiano! Che ruffiano, Wally! Stanchezza! Fate troppe cose voi durante la giornata. Te. Arthur! Oh, Pisola, ciao! Ciao, Pisi! Pisi! Ciao! Ah, scusa. Simon? Andiamo. Sì. Fufi! Ciao, piccolo Fufi! Che vecchio che sei! Simon, vieni! Chi viene con me? Alfa, andiamo! Wally, andiamo? Fai anche tu salto? Dai! No, vabbè, apro io. Tutorial: come pulire il pelo, soprattutto dei gatti neri. Ecco. Alfa, che cosa hai fatto? È pazzo. Simon. E si aggiunge un uovo di Pasqua. Oh. So che uovo sia. Ah, pernigotti fondente. E Pepe. Abbiamo il Kinder, pernigotti e Chiara Ferragni, quello piccolino. Basta. In realtà io vorrei quasi quasi andare a cercarne altri, a prenderne altri, ma alla fine poi è tutta cioccolata che bisogna anche mangiare, quindi meglio di no. E poi qua c'è una colomba Conad. Mia nonna ci ha regalato colomba e uovo fondente. Questa è la colomba, senti. Non vola più, a quanto pare non vola più. Vabbè. Domani sarà un grande giorno. Non è vero, non sarà un grande giorno. Cioè, nel senso, sarà un grande pomeriggio. No, perché domani mi arrivano delle cose che ho comprato e però non voglio neanche spoilerare troppo. Ve l'avevo già detto nel vlog precedente, non credo sarà in questo video che vi farò vedere, perché prima devo sistemare, prima deve arrivare la roba, attenzione, visto che ho aspettato 2 settimane per ste cose, e non vedo l'ora. Speravo che mi arrivassero prima, che cambiassero data, ma no. Quella è 14 e 14 sarà, insomma, quindi domani mi arriveranno delle cosine che non sono proprio piccole.